Allora, stiamo intanto chiacchierando per capire, perché effettivamente ci sono situazioni onerose che dovete gestire, che anche che il piccolo ammortizza meno, forse anche questo, però sono oneri di carattere legale, di sicurezza, di garanzia, di tutto, che pesano economicamente. Anche perché i controlli, almeno qui da noi, io parlo per il Veneto, la mia provincia è Treviso, ma il Veneto lo vorrei unire tutto, e io parlo per quello che conosco in questo caso, i controlli ci sono. Sono controlli seri, severi e soprattutto che guardano tutti questi aspetti. Il piano HACCP, che ormai è un piano che tutti abbiamo comunemente usato e imparato, prevede tutta una serie di situazioni che sono naturalmente da fare, non solo da riportare. Se lei pensa che ogni volta che si riporta un mezzo, dopo che è stato fuori per il lavoro, come noi che per esempio che raccogliamo il latte alla stalla piuttosto che altro, va adeguatamente lavato, va sanificato e va tutto riportato. E così potrei citare 1000 altre piccole incombenze che sono assolutamente corrette e giuste. Però naturalmente questo, dove sta un nesso? Che noi soffriamo tantissimo l'ingresso dei prodotti esteri, che per 1000 motivi, che non sta a me capire quali, però per 1000 motivi entrano a prezzi molto più bassi. Ecco, però allora a quel punto viene la riflessione. Ti dicono, prodotto a chilometro zero, stagionale, del territorio, quindi risparmi sul carburante, sul trasporto, dovresti averlo. Uno dice, beh, allora faccio questo, stagione, prendo i pomodori, adesso, periodo giusto, perfetto, benissimo, chilometro zero del territorio, e mi costa di più di un prodotto che, e poi scopri che c'è il caporalato, che magari nella tua zona dove sono prodotti quei pomodori c'è il caporalato. Allora incominci a dire, qualcosa non mi torna, prendo il pomodoro che viene da un'altra parte, ma anche basta andare solo dalla Spagna, lo fai comparazione, altrettanto buono, è Unione Europea, ha fatto i suoi chilometri, mi arriva, costa anche meno. Poi scopri che magari lì quell'azienda, vai a fare i controlli su internet, eccetera, non ha mai avuto indagati, robe, eccetera, non c'è mafia e quant'altro, grandi produzioni, enormi produzioni. Allora dici, ma insomma, tanto buono è, sapore c'ha, è tutto, a me a questo punto i conti non tornano. È quello che il cittadino tante volte resta smarrito, perché continuano a dire di stagionalità, territorio, chilometro zero, e poi questo costa di più. Anche non solo dalle associazioni, ma anche dagli organi di controllo. Perché non è possibile che questa roba qui costi di più. Io faccio l'esempio che in Spagna, perché l'ho girata tanto, e mi sono resa conto che loro consumano molti prodotti del territorio, sono molto attenti. Però assolutamente i prezzi sono eccezionali. Se tu vuoi il prodotto italiano lo paghi di più, se vuoi il prodotto francese lo paghi di più. Da noi invece quello del territorio a chilometro zero, se poi te lo vende nel mercatino del paese, è inutile che stiamo a raccontarci, te costa oro, tanto quanto di più della grande distribuzione di alto livello. E quindi... Ma poi non è sempre così, perché naturalmente bisogna vedere. Però cito il caso del latte, che noi paghiamo tranquillamente 55 centesimi alla stalla. Naturalmente lì dobbiamo metterci in conto tutti i trasporti, tutte le analisi, tutta una serie anche lì di incombenze che ci sono. E lei mi sa dire perché può arrivarmi in caseificio tranquillamente dai paesi dell'est con il trasporto compreso a 40? Quindi quella differenza già di partenza di 15 centesimi. Però poi lei mi metta sopra tutti i costi che noi abbiamo, mentre là i 40 sono finiti, poi c'è qualcosa che non va a livello internazionale. Adesso è comunità europea, è commercio internazionale, sono accordi, non si sa, non li capisco, e poi, come giustamente dice lei, il consumatore è costretto a volte, è costretto. Noi nella nostra missione che abbiamo preso come nuovo mandato di Confcommercio, in questo caso parlo per la FIDA, FIDA sta per Federazione Italiana dei Taglianti Alimentari, abbiamo due filoni di lavoro. Il primo è quello sindacale, che è importantissimo e fa proprio parte di queste spese, di tutto quello che ci incombe, tutta la burocrazia e così via. Ma il secondo da parte nostra è proprio quello formativo. L'ambiente formativo è per noi ormai fondamentale, vorrei dire al 50 con il sindacale, perché va proprio formata la persona che è brava a fare il suo prodotto. Se c'è un artigiano, se c'è un commerciante, se c'è qualcuno che sa portare avanti bene il suo prodotto, non è sufficiente saperlo fare bene, come si diceva prima, quindi noi stiamo lavorando a tanti livelli
dalla formazione personale, proprio psicologica, certo, sì, a quella che è una formazione igienico-sanitaria, a quella che è una formazione anche commerciale pura nel rivolgersi verso i consumatori. Infatti lei ha partecipato alla creazione della Food Academy, no? Per la formazione. A Treviso, e adesso questa la estenderemo. Food Academy è proprio un'accademia di formazione che ha avuto un ottimo successo. Lei pensi che abbiamo tra i nostri formatori un professore, il professor Aldo Trivellato, che è un filosofo del cibo. Ah, caspita. Filosofo del cibo vuol dire che se noi parliamo di musetto, che a noi piace tanto d'inverno, col crane, eccetera, lui te lo racconta, ma non nella storia della fiaba, ma perché musetto è fatto così. E la filosofia del cibo è proprio quella che spinge a capire i nostri concittadini, i nostri consumatori, a capire perché desiderano un prodotto rispetto a un altro. Quindi la filosofia vuol dire proprio capire quello che è il desiderio del nostro consumatore. Questo per dirle il filosofo del cibo. Però abbiamo anche il gastrosofo, quindi cosa vuol dire? Un altro filosofo che però ti insegna in gastronomia. Quindi non fare solo un semplice preparato perché viene bene, ma dargli una logica. Quindi metterci dentro i prodotti del territorio, i prodotti stagionali e con quale logica. Questo vuol dire creare una vendita del proprio banco, soprattutto del fresco, che non è più la semplice crostata che l'ho fatta è buona perché sono il panettiere, ma te la faccio con determinati criteri, quindi con determinati grani o con determinate marmellate. Poi lei mi dirà, sì, ma questo costa ulteriormente di più. Può darsi, poi non è sempre vero. Perché anche poi la corretta gestione, perché anche questa è formazione, quella di insegnare come gestire bene. Come gestire la propria attività per riuscire a sopravvivere a tutte queste incombenze. Esattamente, a non fare lo spreco, l'invenduto e così via, che anche questa è formazione. Voglio dire che ormai l'aspetto formativo anche per noi è diventato essenziale. Lei ha un sacchetto che ha portato qua con sé, la spesa non pesa 2.0, che cos'è? Questa è un'iniziativa che abbiamo fatto ancora diversi anni fa, ha avuto un grandissimo successo perché è la classica borsa della spesa, però ha un doppio significato. Uno è quello del risparmio della plastica, che anche questo è un altro aspetto che potremmo parlarne a lungo, ma l'altro aspetto è che la spesa non deve pesare. Ci siamo accorti che molte persone quando vanno a fare la spesa lo vivono come un'incombenza. Devono fare la spesa, devo sfamarmi, mi tocca andare. Ma la spesa, almeno mia madre o le nostre donne che andavano una volta più degli uomini, ma adesso gli uomini ci vanno volentieri, io compreso, la spesa non deve pesare. Perché è 2.0? Perché stiamo parlando degli anni moderni. La spesa deve essere un piacere, la ricerca del prodotto che mi dà soddisfazione, deve essere un qualcosa che non mi pesa né a livello fisico, nel senso di portarla, ma soprattutto a livello psicologico. Deve essere una spesa che ti fa tornare il piacere di sceglierti i tuoi cibi e avere la soddisfazione quando sono in tavola di averteli scelti e di sapere anche quello che mangi, perché ti hanno spiegato che quel pesce o quel formaggio è fatto in quella determinata maniera e il latte o la materia prima arriva da determinate situazioni, per cui questo è il piacere che uno deve avere. Quindi la spesa non pesa, è proprio il piacere che noi italiani abbiamo sempre avuto e che adesso stiamo ancora di nuovo ritrovando. Pian pianino, bisogna trasmetterlo anche alle nuove generazioni. Sì, assolutamente. Infatti proprio anche per la tutela, dicevo prima dei numeri perché sono impressionanti, perché c'è uno spopolamento territoriale da parte di queste piccole realtà che dicevamo fanno presidio del territorio, cioè ovvero persone anziane che si sentono sole in momenti adesso poi questo ricorre l'estate e non soltanto, non hanno un aiuto, un supporto e quindi è proprio l'esserci presente. Un comune su 3 ha subito uno spopolamento superiore al 5%. 1 su 6 superiore al 10%. Tra l'altro non sono soltanto comuni montani o di zone depresse del Basso Veneto, anche comuni con meno di 3.000 abitanti, quindi insomma realtà molto significative. Quindi vi riscontrate che questo è diffuso, questo problema dello spopolamento e della perdita di questi presidi, questi negozi eroici. No? Bravissima, raccogliamo veramente tante testimonianze da parte anche di sindaci, oltre che di rappresentanti del territorio a vario livello,
dove si trovano sia nelle zone montane del Bellunese, per non dire anche quelle del Rodigino, ma questa cartina che ci è stata fornita, che poi tra l'altro è uno studio molto serio che è stato fatto con le Camere di Commercio, denota che abbiamo l'area centrale del Veneto, quella pianeggiante, che ha un saldo positivo. Non ha spopolamento se non limitatissimo, però tutte le altre aree sono drammaticamente in difficoltà. Quindi l'area del Bellunese, dell'Alto Vicentino, insomma, sono proprio con uno spopolamento. Abbiamo addirittura dei diversi comuni, io ne ho contati circa una ventina, che hanno il saldo negativo a meno 15%. Quindi questo spopolamento... E anche nel Polesine comunque. Anche il Polesine. Confine sì. con l'Emilia Romagna, sì. Sì, proprio anche col confine col Po. Ci troviamo proprio che abbiamo questo grido d'allarme, perché se prima c'era anche il vecchio baretto che in qualche paesotto di campagna vendeva il litro di latte e anche qualcos'altro, persino quello che era un bazar sta chiudendo. E quindi ci troviamo con comuni o comunque aree di vari paesini che si trovano completamente senza. Quindi questo cosa implica? Innanzitutto esatto. una difficoltà ai residenti indubbia, perché per qualsiasi cosa devo prendere la macchina e farsi un saliscendi continuo, ma anche da parte dei turisti che naturalmente arrivano in una determinata area e la trovano completamente vuota di qualsiasi servizio. Allora, qual è l'idea che ci siamo fatti in Confcommercio? Innanzitutto che lo spopolamento e la desertificazione di cui si parlava prima va divisa in 3 situazioni diverse. Una è quella montana o del Polesine, un'altra è quella delle pianure nei paesini di campagna, quelli meno vicini ai centri, e poi c'è anche la desertificazione dei negozi nei centri storici, perché causa i cari affitti, causa una serie di situazioni abbastanza, come dire, lampanti sotto gli occhi di tutti. Sì. Effettivamente trovare un negozio anche di alimentari o una macelleria in un centro storico sta diventando sempre più difficile. Ma lì dopo ci aggiunge l'altro discorso che magari non ricorre fuori nelle piccole realtà, ma sto pensando anche a una città come Padova, che nei centri storici accedervi non è così semplice. Magari sai che c'è il negozio anche che fa dei prodotti particolari, però diventa un'avventura. Ci sono realtà più critiche di altre, cioè, per carità, però voi di Confcommercio lo sapete bene, perché poi quando entriamo in Confcommercio territoriale ognuno conosce il proprio ambito, certo. ambito eccetera. E allora questo è ovvio che va a discapito, diventa la tua clientela una clientela o di turismo, se c'è turismo, oppure localistica al massimo. Mentre i negozi particolari, piccoli, che non vendono diciamo quei prodotti soliti di marca, dovrebbero avere possibilità di accesso anche più assolutamente, facile. Infatti, però cosa fai? Infatti quello che ci stiamo dando da fare, che è uno dei primi punti che abbiamo in sviluppo, è proprio la volontà di dare un servizio alla popolazione, fornendo però con delle idee diverse tra l'area montana, come si parlava prima, certo. da quella pianeggiante a quella dei centri storici, delle idee e delle proposte adeguate al tipo di territorio, per portarle poi all'attenzione della Regione. Andare naturalmente dall'assessore di reparto e ragionare per quello che può essere un servizio da dare alla popolazione. Certo. Perché se non troviamo questa soluzione avremo una qualità della vita delle persone sicuramente meno interessante. È uscito da breve, da pochissimo, uno studio fatto dall'Istituto Tagliacarne e riportato 2 settimane fa circa dal Sole 24 Ore. La qualità della vita per molte persone è quella che con un massimo di 15 minuti a piedi una persona possa raggiungere un punto vendita alimentare. E ci siamo trovati che il Veneto ne esce con le ossa rotte. Perché abbiamo delle zone che sono iper servite, dove ne abbiamo, forse come ha detto giustamente lei, più centri che persone. Però in verità ci sono molti paesi di campagna, molte zone rurali che sono assolutamente sguarnite e la persona deve continuamente mettere in moto la macchina e farsi un po' di chilometri. Certo. Per cui questo servizio di dare, se non il bazar, ma il negozio di servizio nelle zone rurali piuttosto che montane, secondo noi è un elemento che di comune accordo con gli enti preposti, con la Regione Veneto in primis,
andrà percorso, sì. Allora, siamo giunti al termine, questi sono argomenti molto importanti, non abbiamo parlato, ma è altrettanto importante che ci siano anche dei giovani che si occupano di queste attività, che le rilevano e che quindi fruizione da parte dei giovani. L'idea dello smart working può essere, oppure delle persone che lavorano vivono più la propria realtà, che tornano ad abitare certe aree che si stanno spopolando, punto di domanda, tante soluzioni, e magari giovani che intraprendono questi lavori che vengono reputati appetibili, ma come strategie. Ne parleremo ancora a questo punto. Con piacere, perché si parla del futuro in questo caso. Esatto, quindi avremo una finestra sul futuro. Intanto ci ha fatto molto piacere analizzare questi aspetti, fare delle considerazioni e delle riflessioni. Lei ci porterà più avanti, quando ci rivedremo, il punto di vista anche della regione, se intende dare un supporto, perché poi comunque 7.000 rotti in realtà non sono poca cosa, sono pochi, però non sono pochi. Non sono pochi, e non quindi sono molti. Grazie Riccardo Zanchetta, presidente Fidaveneto di Confcommercio, in bocca al lupo per la vostra attività, che possa sempre essere abbiamo una bella squadra di lavoro, le assicuro. Ecco, e questo è molto molto bello, benissimo. Grazie a voi telespettatori di averci seguito e noi ci vediamo presto. Grazie mille a voi. Grazie.